Morte e sepoltura rapida. Eventi particolarmente estremi, come forti tempeste, portano al rapido seppellimento sotto metri di sabbia di centinaia di ricci di mare e bivalvi, che normalmente abitavano i bassi fondali marini. Riempimento e fossilizzazione. Le cavità interne dei ricci vennero riempite dalla sabbia e il carbonato di calcio iniziò a penetrare nei gusci. Questo agì come un supporto e aiutò a mantenere la forma originale della teca. Iniziò così il lento processo che portò, dopo milioni di anni, alla fossilizzazione completa grazie ai sali minerali presenti nel sedimento e nell'acqua. Ritrovamento. Il sedimento circostante si litificò, trasformandosi in roccia sedimentaria, arenaria, sigillando al suo interno conchiglie e gusci mineralizzati. I movimenti geologici successivi, come il sollevamento della Sardegna e successiva erosione, portarono le rocce contenenti i fossili in superficie, dove furono accidentalmente scoperte.